spesso l'introspezione nei singoli componenti della coppia aiuta non solo l'uno, ma il tutto. Ecco, ciò che voglio fare è agevolare questa vostra introspezione affinché ciò avvenga. Avete capito? No. Allora, partiamo in maniera più costruttiva. Sì. Ecco, allora, lei, Ines, dica qualcosa di carino a suo marito Duilio. Carino a Sì, Duilio? la prima cosa che le viene in mente. Sai cosa vuol dire svegliarsi al mattino e vedere che in letto hai qualcosa di meraviglioso? Sai cosa vuol dire che il primo pensiero che faccio al mattino è ah, che meraviglia! Sai cosa vuol dire svegliarsi e sorridere guardando accanto a te la fortuna che hai? Sai cosa vuol dire? No. Che te è un cane. Ah, ecco. Tu che gli dica di carino a Duilio, dottore? Ma Ines, ma perché attacca sempre suo marito Duilio? Ma ci deve essere un motivo, no? Certo che c'è un motivo, dottore. Quale? Che sono stanca. Oh, Va e allora bene. se questo è il motivo lo dica, allora mi dica di più. È stanco. Sono molto stanca. No, dico, mi dica di più. Sono stanchissima. Mi dica di più. Molto stanchissima. Mi dica di più. Di più. Super mega stanchissima. Desfa morta. Ma cosa desfa morta? Nel senso, mi dica la motivazione motivazione per cui lei è stanca. la motivazione che mi consuma il dubbio che egli abbia un'altra. Egli. You. Se questo è il motivo della sua stanchezza, chiediamolo. Allora lei, in tutta sincerità, ha un'altra? Hai un'altra? Dottore, mio nonno mi diceva sempre, Sì. una è un regalo, due uno sfizio, nessuna un sogno. Spero di averle risposto. Ma a questo punto però la domanda mi sorge spontanea. Perché ha sposato la Ines? Perché dottore io sono stato vittima di una illusione. Bene, bene, mi dica di più, mi dica di più. Sono stato vittima di una grande illusione. Sì, mi dica di più. E proprio una magia enorme che un tranello, una illusionissima. Sì, ho capito, mi dica di più, di più. È presente la statua della libertà che è sparita e io che attraversa la muraglia cinese. David Copperfield. Mi dica il motivo, mi spieghi il motivo, questo voglio sapere. Allora, diciamo così, che quando eravamo fidanzati lei mi ha sedotto con delle frasi che quando ci siamo sposati non erano più le stesse frasi. Non so se mi sono spiegato. No, mi dica di più. Cioè no, mi spieghi il motivo. Le faccio degli esempi. Sì. Tipo mi diceva non importa dove andremo a abitare, l'importante è che siamo sempre insieme. E ora? Con tutti i posti che gli era sulla faccia della terra, siamo venuti a stare in mezzo ai campi insieme a tomare, colpa te. Ecco. Comincia a capire, ecco, voglio dirle. Mi ha detto, per esempio, quando il sabato mattina stavo sentato in divano o buttato a letto e arrivava con la colazione e mi diceva: sei ancora a letto? Sei il mio orsetto pigorone. E oggi? E il scopo della tua vita è fare il calcolo del culo sul divano? E mi ha convinto a sposarla dicendo: sei l'uomo perfetto per me. Oggi? Siamo in 7 miliardi sulla faccia della terra, voi catamì il pievete di tutti. Dai dottori, questa sì è verità, non è illusione, è pura verità. No, questa qua è illusione. Tu mi hai non dovete litigare. Tu mi hai Guarda, illuso. Questo non è il Come modo ti sei costruttivo per comportato? affrontare. Hai Insomma, illuso. basta! Chiedo scusa, ma avete la capacità di rendermi nervoso. Ecco. Cosa che mi fa, dottore? Mi rendete molto nervoso, ecco. Ti senti nervoso? Sì. Ci dica di più. Mi sento decisamente nervoso. Sì, ma ci dica di più. Nervosissimo, ecco, mi sento nervosissimo. Sì, ma ci dica di più. Mi sento ultra nervoso. Ci dica di più! Mega di rotto i coglioni! Col vuole si fa capire, Abbastanza.